Mi trovo a Posada. Voglio mostrarvi uno dei borghi più belli d'Italia. Non lo dice Roberta Sardo, lo dicono delle recensioni di cui parecchi di noi, parecchi di voi hanno sentito. Sto percorrendo le viuzze del paese perché vorrei recarmi al Castello della Fava, che spero di poter raggiungere. È arroccato in cima a un costone, quindi temo sia faticoso e il tempo, insomma, a disposizione è limitato. La caratteristica pavimentazione, le vecchie mura. È un paesino abitato con queste viuzze molto strette che sono percorribili soltanto a piedi. Non tutte le vie infatti sono accessibili alle automobili, molte sono interdette. Vi saluta anche questo bellissimo gatto che ci guarda un po' diffidente. Ecco, dopo tanto mare non potrete dire che non vi voglio mostrare anche questo bellissimo paesino. Questo è il portico che ho percorso prima. Quindi un paesino, un borgo, ripeto, arroccato su una montagna. Voglio proprio raggiungere questo castello. Se sentite il fiatone sappiate che io non fumo, è semplicemente dovuto alle salite. È abitato, come potete vedere. È molto silenzioso e infatti non voglio disturbare la quiete che vi regna. Si respira proprio un'aria particolare. Guardate cosa si presenta ora davanti a me. Lucidatevi gli occhi. Guardate questo costone roccioso con le mura del castello. Ormai rimangono solo queste vestigia. Il Castello della Fava era una sorta di roccaforte, sede del giudicato di Gallura e del giudicato di Eleonora d'Arborea. I Saraceni, si chiama il Castello della Fava praticamente, se non ricordo male, perché i Saraceni decisero di rinunciare a procedere con il loro assalto perché coloro che erano all'interno, insomma, delle mura, nelle cinta murarie del castello, avevano lanciato delle bucce di fave, e quindi i Saraceni, pensando di trovare invece dei combattenti stanchi, avevano capito che invece erano ben nutriti, e quindi pare che rinunciarono ad assaltare Posada. Da qui il nome di Castello della Fava. Quindi penso che lo vediate, è decisamente troppo in alto, quindi non ho l'abbigliamento adatto per poterlo raggiungere. Occorrono sicuramente scarponi adatti. Voglio mostrarvi però, oltre a un sole meraviglioso che è riemerso, guardate un po' che spettacolo. Guardate, davanti a me si presenta, e davanti a voi, perché ve lo sto mostrando in questo momento, una campagna molto ben curata,
con dei frutteti che si possono vedere molto chiaramente, le imponenti piogge dei giorni scorsi, come vi ho detto, per la spiaggia di Orvile hanno ampiamente allagato anche le campagne sottostanti, però ciò non toglie che la meraviglia di questo panorama sia inconfutabile. Io spero che riusciate veramente a vederlo e a sentire tutta la mia emozione nel trovarmi di fronte o davanti un paesaggio così mirabile, bellissimo. Vi regna un silenzio, una calma, dei profumi unici. Posada, 29 gennaio 2017, siamo in Sardegna, ci troviamo nel comune di Nuoro. Roberta vi saluta anche da qua. Ciao!